Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Applausi per Radio Libertà. Che giorno è? Stavo per dire oltre la pagina, ma non è giusto. In simultanea con noi e con voi quando sono scoccate le 12:43. È tardissimo, quindi chi ha tempo non aspetti tempo, presto che tardi. Un appello però, un appello civico a lui, al dottor Sala, al sindaco di Milano. Glielo dico con il massimo rispetto, sindaco, si ricordi che ci siamo anche noi della periferia, ci siamo anche noi di Afori. Milano è amatissima da chi la abita, Milano logora chi non ci abita, però ci sono delle cose, degli aspetti che sono ampiamente migliorabili. Per esempio la cura delle strade, per esempio quando piove c'è una pioviginando sale, vi ricordate chi ha? Carducci. Quindi nemmeno un'acquazzone, nemmeno una gran pioggia, eppure ci sono pozzanghere sulle quali probabilmente potresti praticarci il surf. Non sono un esperto, però ho visto un weekend a Leoni. Qui a Milano, sapete come sono fatti i milanesi, ci possono fare degli allevamenti di trote e in parte la pescheria. Quindi il disagio che si crea al traffico, ai pedoni sui marciapiedi, a coloro che vanno su 2 ruote, biciclette, monopattini, velocipedi vari, sono comunque disagi che si potrebbero evitare. Che, caro sindaco Sala, glielo dico da immigrato, risaltano ancora di più in una città meravigliosa come Milano. Milano è un gioiello. Se c'è una goccia di fango, se c'è una spruzzata di fango, stona. Ci sono altri luoghi dove magari questo sarebbe, conforme, omogeneo nella plasticità del paesaggio. Qui no. Allora, che giorno è? In simultanea, ve l'ho già detto, i convenevoli formulaici mi comportano l'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono e ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Ricordo anche che Andrea, meravigliosamente assiso sulla tolda di anzi adesso era in piedi sulla tolda di comando a fender gli elementi in regia tecnica, e sottoscritto siamo sospesi a 137,6 metri sopra il livello del mare, SLM. E poi vi ricordo anche le temperature. La commissione interna ha stabilito che internamente siamo pervenuti a 24,1 gradi centigradi sopra lo zero. E se lo dice la commissione interna, non si può derogare. Esternamente, invece, siamo approdati a 6,4 gradi centigradi, sempre sopra lo zero, 95% umidità, 1014,3 millibar la pressione. E direi che adesso passiamo alla scaletta di oltre la pagina, dopo i convenevoli formulaici,
E oggi entrando Lorenzo il Magnifico, che è già qui, adesso si sta preparando, si lamentava per il freddo. E allora gli verrà freddo, ma gli verrà tanto freddo, perché parleremo della nevicata del secolo, la nevicata del gennaio 1985. A gennaio sono 40 anni esatti. Quella notte tra il 4 e il 5 di gennaio si scatenò l'inferno di neve, ghiaccio e tramontana, un vento che ti segava in due. Non c'è mai stato in quel secolo. Si ghiacciò, colpì il nord prevalentemente, ma a temperature anche al sud a meno 11. Se non sbaglio, si ghiacciò il Tevere, che per ricordare il Tevere ghiacciato hanno dovuto andare a leggere Tito Livio. Era davvero, è stato, poi si è prolungata per settimane e settimane, dove io poi ero militare, quindi me la sono sorbita tutta, e è stato un evento senza precedenti e senza comparazioni. Temperature qui al nord, temperature che arrivavano in pianura meno 23, meno 24, poi i rilevamenti dell'epoca magari erano più approssimativi rispetto a oggi. Io ricordo militare in base NATO, quindi operatore missilista, quando tornavamo alla logistica per il rancio c'era appeso all'hangar dove c'erano i missili un termometro esterno, segnava a mezzogiorno per forse 3 sono troppe, 2 settimane son sicuro, meno 17. Forse si era rotto e si era bloccato, però dopo tornò a funzionare, quindi questo per raccontare cosa c'è stato in quell'epoca. Ricordo benissimo anche, l'ho anche raccontata a qualcuno forse l'ho raccontata proprio all'autore, perché la nevicata del secolo è diventato un libro, l'Italia del 1985, Pasquale Palmieri e Arnaldo Greco, che avremo entrambi per la terza pagina delle 14:35. Gli raccontavo ero militare a Viere, appunto, come ho appena detto, e c'è questo episodio, piace condividere una storiellina, per carità. S Dormivamo nel bunker perché la prontezza operativa prevedeva, c'erano diverse prontezze operative. Una potevi stare in logistica, una potevi stare nel bunker e dormire, potevi stare nel bunker, uno sveglio e uno tutti e 2 dormire, oppure uno sveglio e uno che dormiva, o addirittura in una stanza attaccata all'hangar dove c'erano i missili, dove gelai di freddo. Beh, per farla breve, il riscaldamento era alimentato da un generatore esterno, a nafta andava. Insomma, si blocca. Quello che era con me, che era di corso più avanzato, quindi non era un nonno, ma quasi, chiaramente toccava a me andarlo a riavviare. Me lo ricordo sempre. Apro il portone del bunker, sapete quelli proprio che si deve girare, pesante, e vedo uno scenario. Mi ricordo mi è uscita una bella battuta, ho detto: "Ci hanno portato via i russi". C'era 1985, c'era l'Unione Sovietica quella volta, perché è uno scenario allucinante. Neve, vento, una luce fioca gialla che veniva dalla base americana. Davvero uno scenario non comune. Poi ci sono tanti aspetti sociali, ne parlerò proprio con Palmieri, perché è stato un evento apocalittico, sicuramente, ma non è stato un evento tragico, perché tranne qualche incidente, c'è qualche caldaia che scoppiava, eccetera, non fu non fu il terremoto, per restare dalle mie bande, del '76, non fu la guerra mondiale, ma neanche per idea. Quindi un'apocalisse, perché le difficoltà furono tante, ma senza ricordi, senza tragedie, senza ricordi spiacevoli. E forse fu l'ultima volta in cui, diciamo, perlomeno io parlo per l'Italia, gli italiani si basarono solo sulle proprie forze, pala e spalare via la neve, senza, diciamo, poi
quell'avvento della tecnologia che iniziò negli anni successivi. Prima invece alle 13:35. Se volete intervenire, se volete magari, a me fa piacere anche sentire i ricordi degli altri. 0292 94 7222, se volete raccontare cosa avete fatto, dove eravate o se non c'eravate quel gennaio 1985 a Milano, crollò addirittura il tetto del velodromo Vigorelli. La WhatsApp è 340 670 9659. E vedo Lorenzo Juventino, quel gennaio dell'85 ricordo un gelo terrificante perché dormivamo nella stanza attigua all'hangar dei missili, un freddo, mi coprì di tutto possibile, c'era una stufetta ed avevo degli juventini e fui obbligato a vedere la finale di Supercoppa europea tra Juventus e Liverpool sotto la neve, credo fosse al delle Alpi, non so se ho ancora il comunale, e vinse la Juventus, credo 2-0. Quindi quando c'è brutto tempo, quando c'è un tempo da ladri no, questa è una battutaccia. Invece parleremo con Silverio Allocca della questione ucraina dando una lettura economica. Perché? Perché gli USA hanno stanziato 20 miliardi, fa parte di un pacchetto complessivo di 50 miliardi, 18 l'Europa, il resto dovrebbe arrivare dai beni confiscati alla Russia. C'è un problema, ci sono più problemi. Il primo è che in realtà questi soldi che sono destinati alla ricostruzione andranno all'acquisto di nuovi armamenti e Biden ha fatto il furbo perché per l'acquisto di nuovi armamenti doveva passare al Congresso e lui non l'ha fatto. Viva la democrazia, no? Poi Trump, il fascista. E poi c'è anche un altro punto che tecnicamente si creano dei rischi con la confisca dei beni alla Russia, dei rischi legali, il diritto internazionale. Chi stabilisce cosa? Chi differenzia il bene privato dal bene pubblico? E questi rischi, ce lo spiegherà Silverio Allocca, sono accollati principalmente all'Europa, l'Alleanza Atlantica. Per carità, i paesi europei non mettono i soldi, però in cambio mettono i rischi. Sono rischi perché nei contenziosi legali viene meno la credibilità dei depositi. Quindi chi avesse degli investimenti nei paesi dove ci sono questi frozen asset, no, beni congelati, potrebbe scegliere altri paesi. Chi potrebbero scegliere? Gli Stati Uniti, per esempio. Ma pensa un po' cosa si va a pensare male. Questo poi è il quadro, perché Silverio Allocca guarda sempre la parte qui prodest in termini di soldi, di svanziche. Per qui Parlamento, Alessandro Giglio Vigna per commentare le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del congresso, dell'Assemblea in commissione, il primo consiglio, sarà il primo della nuova Commissione europea, il 50° della sua storia, che si terrà oggi, e quindi ci sono state queste comunicazioni. Fa un bilancio Giorgia Meloni, lo commenterà Alessandro Giglio Vigna per noi, veste anche di esponente leghista, dove ovviamente testa le lodi, spiega che c'è un'equazione abbastanza facile. L'affidabilità, la stabilità del governo crea fiducia nei mercati, la fiducia nei mercati crea maggior potere diplomatico, quindi un ruolo più forte per l'Italia in Europa. E se posso dirlo, Prodi sta facendo di tutto per rovesciare, dice che lei è quella che obbedisce. Poi la domanda è: se Giorgia Meloni è quella che obbedisce, ma Enrico Letta cos'era?
ma anche Matteo Renzi cos'era? Quindi fatemene venire in mente altri. Gentiloni cos'era? Se Giorgia Meloni è una che obbedisce, questi, vabbè, questo è un commento mio personale. Poi ricorda anche che la Lega, scusate, l'Italia è in prima linea per il piano di ricostruzione dell'Ucraina, conferma l'appoggio all'Ucraina, anche se poi abbiamo visto che adesso Zelensky sta tornando un po' sui suoi passi. Non è per dare ragione a Marco Travaglio, ma se l'avesse fatto qualche tempo fa, forse ci sarebbero stati meno morti, eccetera. Però ci sarebbero stati anche meno soldi spesi per le armi. Pensate a pensar male. Si fa peccato, ma spesso la si indovina. Credo sia un motto gesuitico adoperato da Andreotti anche. Ci sarà poi, quando riprendiamo, adesso c'è l'intervallo, il genetrici, ricorrenze, commemorazioni, musica per voi. Poca roba sul fronte del rilevamenti demoscopici, musica è davvero invece è davvero ricchissima, perché avremo il mio Signolo, il mio Mon Oiseau, Edith Piaf. Edith Piaf, senti, mettiamo adesso alle 13, tra un minuto, mettimi, perché io quando la sento volo via. Sous le ciel de Paris. Tan ta mh. Metterei anche la Marsigliese, ma so che qualcuno, vediamo, se fate i bravi metto anche la Marsigliese, se non fate i bravi non la metto. Poi siamo nel cuore degli anni '80, Christopher Hamill, che, diciamo, invertendo nome e cognome, Limahl, i Keija Gugu, un gruppo pop, ehm, che Too Shy era un brano che andava molto forte in quel periodo. E poi metterei anche, visto che è il genetriaco di Béatrice Dalle, un brano metteremo anche di Transcender le Matin, tradotto in italiano Betty Blue. Allora, intervallo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Eccoci in diretta nuovamente. Radio Libertà. Che giorno è? E c'è Stefano che del Brembo. Allora, saluta Cicce Barbù. Cicce Barbù. Un pensiero da interista di mio padre Mariolino Corso e Edvaristos Macarons. Io ero sempre allo stadio perché abitavo 2 chilometri. Se arriva Santo Stefano, mando un presente a Radio Libertà, per me sempre Radio Padania. Grazie, grazie anche, grazie raddoppiato. Allora, andiamo con genetriaci ricorrenze, commemorazioni del 29° giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano. Prima che io me ne dimentichi, vi segnalo che domani c'è lo speciale di Radio Libertà dedicato, lo sapete, è il giorno del giudizio, la sentenza in primo grado per il processo Pernams che riguarda Matteo Salvini, e seguiremo tutti gli sviluppi in diretta, cercando anche di darvi tutti gli aggiornamenti nel modo più tempestivo possibile. Inizia credo alle 9 la riunione in tribunale. Forse riunione non è il termine giusto, ma adesso mi sfugge quello giusto. Giusto invece, secondo me, leggere sempre e comunque Italo Svevo, un gigante, Ettore Schmidt. Lui si mise a scrivere in italiano perché non sapeva l'italiano, e diciamo i puristi della lingua, siamo nei primi anni del XX secolo, il classicismo era appena dietro l'angolo e quindi rimarcavano certe sviste grammaticali e lessicali. Peccato che la coscienza di Zeno sia considerato uno dei maggiori romanzi del XX secolo a livello europeo. E poi vi dico anche l'aforisma e altro di Italo Svevo, però c'è una telefonata, quindi la linea a chi ce l'ha. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Buongiorno. Allora, prima cosa, bravissima questa di Piaf, non ci si stanca mai di sentirla. Siamo in due. No, è bravissima come sempre, niente da dire. Seconda cosa, che c'è un nodo nello stomaco che allora lo devo dire. Abbiamo, signor Pellegrini, un centrodestra dove la nostra Lega rischia di essere la terza ruota, ma soprattutto di perdere questo nord, secondo me, che tempo fa veniva chiamato Padania e che ora purtroppo è terra di conquista, e lo voglio ripetere, è terra di conquista. L'anno prossimo si vota per il Veneto, ma il nostro ministro Salvini avrebbe detto se possibile rinviare il voto per Zaia per dare il via alle Olimpiadi. Politicamente quel risultato potrebbe segnare, signor Pellegrini, un colpo quasi mortale per la nostra Lega, che dovrebbe tornare al nord, ma con una sottile paura, dico io, quella che sia troppo tardi. Io sono leghista naturalmente e mi dispiacerebbe molto se tutto questo avvenisse, carissimi ascoltatori. Un saluto da Lisetta. Grazie signora Lisetta, un tema che è stato anche, lo sapete tutti, ripreso all'ultimo congresso della Lega Lombarda, che ha visto Romeo eletto sindaco, eletto segretario, Romeo, che è stato per anni una voce storica di Radio Padania. E diciamo Romeo e Attilio Fontana, presidente della Lombardia, hanno sottolineato questi aspetti di cui ci stava parlando, di cui ci ha appena parlato l'ascoltatrice. Quindi il dibattito aperto. Andiamo avanti. Dicevo, una frase bellissima. Le lacrime, ha detto Italo Svevo, non sono espressione del dolore, ma della sua storia. E poi una curiosità
perché io sono rimasto colpito. A parte che è morto dalle mie parti, in Motta di Livenza. È morto in un incidente d'auto nel 1928, quindi e aveva 39, 59, 67 anni. Un grandissimo, il buon Vecchione e la cara fanciulla, che c'è sui racconti erano. Allora, c'è una sua novella che spaventò. Non vorrei sovrapporre perché l'ho letto tanti anni fa, La coscienza di Zampa, ho letto tantissime novelle. C'è una novella, dovreste leggerla, che dà la potenza della parola, non come Céline, ma Céline siamo in un'altra sfera. Céline è cosa. Lui descrive i sintomi di un colpo apoplettico ed è spaventoso perché il protagonista che comincia ad avere questi sintomi immagina che un ratto gli sia entrato nel braccio. Cioè, pensate a questa similitudine terrificante, e pensate quanto potere ha la parola, persino adoperata da chi parlava in triestino e poi credo fosse di origine ungherese, Ettore Smith, quindi l'italiano non era, sicuramente non pensava in italiano, ma pensava comunque benissimo. Beh, qua e oggi cominciamo bene per i miei gusti personali, ma sono anche molto condivisi. Guido Gozzaro, Crepuscolare, amor non lega troppo, eguali sempre. Guido Gozzano, se fossi un buon lettore, vi leggerei una poesia bellissima, invernale credo fosse. Comunque io lo lascio qua come testimonianza spirituale mia. C'è Lorenzo, ci siete voi. Non ci ho mai provato. È un mio cruccio, non ho il coraggio di farlo. Vorrei tanto intervistare Paolo Conte e ho una domanda in canna, che brutto, ho una domanda per lui messa lì come una bottiglia di vino di buonissima annata che non è mai fatto nessuno. E io sinceramente non capisco come mai, ma sto parlando anche di intervistatori di rango, cioè non Pierluigi Pellegrini, gente in gamba, sul serio, gente che sa, non ne hanno mai chiesto. Lui è stato per 2 volte, ha vinto il premio della poesia italiana, cantautore, ma ha vinto. Il suo rapporto con Guido Gozzano, perché è di Asti, quindi cioè Paolo Conte è profondamente gozzaniano e questo non l'ha mai osservato nessuno. Io lo lascio come un'eredità. Quando qualcuno lo dirà, qualcuno si ricorderà, Stefano Del Braimus si ricorderà, Pellegrini l'aveva detto. Almeno una cosa vorrà dire, che l'ho fatta giusta in questa sporca vita che non è mai finita, se no che si fa. Pietro Secchia, io ero sicuro che lui fosse uno dei fondatori del PC, invece è stato uno dei primi, ma non avevo cercato di capire se era tra i fondatori, ma non mi è risultato. Comunque è stato un comunista. Allora, quando avviene di essere battuti, noi comunisti non abbiamo altro da fare che riprendere la lotta per andare avanti. Insomma, è chiaro che Pietro Secchi è dall'altra parte, però almeno questo merita scusate, io Pietro Secchi lo rispetto, lo temo addirittura. Altri modi di essere comunista forse sono più discutibili. E ci trattiamo bene perché abbiamo Jean Genet, un scrittore, poeta devastante, terribile. Allora, ha detto cosa? I poveri sono grotteschi. È una frase, sapete che probabilmente è una frase che tanti non hanno il coraggio nemmeno di pensare. Lo dico da povero. E poi, quel che serve è l'odio. Da esso nascono le nostre idee. Un demonio francese come Jean Genet. E poi abbiamo
Edith Gassion, in arte Edith Piaf. Bella questa frase: se Dio mi ha permesso di guadagnare così tanto denaro è perché sa che lo darò via tutto. Poi un venetista, uno dei massimi, forse il massimo, Manlio Cortellazzo, è stato lui a stilare il primo dizionario in veneto italiano. Davvero è un mio cruccio, perché avevo cercato, ma era ai tempi della Padania, prima ancora della radio, avevo cercato, non sono mai riuscito a intervistarlo. E poi abbiamo Alberto Zoboli, in arte Alberto Lupo, quindi attore. Ci fu una serie che andò in onda, io non la vidi perché o ero troppo piccolo, addirittura non ero neanche nato, che comunque fino agli anni '80 era nominata, aveva una popolarità, ha avuto una popolarità sbalorditiva. Era stato, credo, da un romanzo inglese, c'è un medico inglese che lui interpretava questa voce, questo uomo molto affascinante. Poi ebbe una fama un po' più pop con la famosa Pensieri e parole, lui e Mina, che datemi Edith Piaf e Mina, io posso diventare solo che orecchie e basta, il resto non mi serve più. E poi abbiamo tanto i suoi parenti, sì, no, lui o il suo agente si imbufalì quando Guido Silvestri, di cui abbiamo celebrato Genetiraco pochi giorni fa, Silver, il creatore di Lupo Alberto, seppe, l'agente di Alberto Lupo, che c'era questa striscia di fumetti comica che era Lupo Alberto, Alberto Lupo, Lupo Alberto. Va bene. Vaudetti annunci perfetti, lo diceva sempre Alberto Sordi. Rosanna Vaudetti da Ancona. Le signorine, buonasera. Poi abbiamo gli appassionati di pallacanestro, quindi immagino che tra Varese e Como, gli ascoltatori tra Varese e Como sappiano di chi parlo. Arvydas Sabonis, lituano, 2,20 m. Cioè, ho visto una foto perché mi piace, devo dire, lo faccio per lavoro, ma lo farei anche per conto mio, perché a me piace andare a curiosare, piluccare. E c'è questa foto di lui e Dino Meneghin. E cioè Dino Meneghin che sembra non dico uno di statura normale, poi sono andato a controllare Dino Meneghin che credo fosse 2,05 m e sembrava, aveva un problema, 132 kg, andò anche a giocare in NBA tardi perché c'era la chiusura comunista nel 64, no? Quindi fino all'89. E non era, giocò anche in Spagna comunque, mi sembra. Mi ricordo un articolo, credo sulla Gazzetta, che spiegava il suo declino, no? Perché a un certo punto, perché aveva un problema, cioè alla sera era sempre 2 litri di vodka, che proprio bene non fa. E poi abbiamo un attore che a me piace molto, non lo considero bravo, non lo considero granché, ma non so perché mi piace, cioè, un attore, Jack Gyllenhaal, ha avuto tanto una nomination, ne ha interpretati diversi di film famosi, Il ritorno a Brokeback Mountain per esempio, e altri ancora. Il film Il ritorno a Brokeback Mountain è un genere. Un altro film che mi piace ricordare è Zodiac, che tra l'altro è un pullulare di attori, un film che ho conosciuto tardi, che ho scoperto tardi. Come fai a conoscere un film, Pellegrini? Piacere, sono un film. Piacere, dai Pellegrini, ho conosciuto tardi. Allora,
allora prendi lo stipendio per le parole, o le usi bene, altrimenti non meriti lo stipendio, e per la tua coscienza etica personale sai che questo non va bene. Ho conosciuto un film, mamma mia, ma pensati com'è che parla quel lì, ma parla come che te mangi, Cicce Barbù. Allora, ho scoperto questo film in Italia, è un bellissimo film secondo me, che poi sempre per quelle coincidenze junghiane, sincronicità junghiane, lo scoprì nel periodo in cui le cronache parlarono del vero Zodiac, che sarebbe stato, secondo alcune ipotesi, poteva essere stato il mostro di Firenze. Pensa un po', ma quante ne so, ma quante ne so. Senti, facciamo sono le 13:20, Lorenzo. Io direi facciamo una cosa un po' pop, no pop porno, come cantava un gruppo pop di qualche anno fa. I Keja Gugu, tu Shy, torniamo in questi bei anni '80.
Salve a tutti, sono Babbo Natale. Mio caro Babbo Natale, ti rubo la linea, sono Max Martinelli e volevo augurare buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Tanti auguri anche dalla Exclusive Dance Chart dei più belli d'Italia. Babbo Natale, a te la linea. Buone feste! Allora, sempre Radio Libertà, che giorno è? E qua adesso Vincent ci racconta un paio di cosette su Steven Spielberg, di cui ieri cadeva il genetriaco. Benvenuta, anche grazie per tutti gli shorts. Cioè, adesso sai che io sono un paresiarca. A me, No, aspetta, fammi finire no, i messaggi. Non ripeti, per favore. Io sono uno che quello che dice è quello che pensa. Ok. Anche se nella vita ho imparato che non tutto quello che penso lo posso dire. Allora, a me i messaggi, queste cose qua, sono sempre andate di traverso da quando ero bambino, ma sono una cosa invece utile e fatta benissimo, quindi ti ringraziamo perché tanto fammelo dire, anche se non va bene che l'oste parli bene del suo vino, però sinceramente sono appunto paresarca, se non lo pensassi non lo direi. Io penso che negli ultimi anni tu stia progressivamente migliorando ed è probabilmente il modo migliore per non invecchiare, cercare sempre di migliorarsi, perché allora, ti riescono le cose sempre meglio. Intanto ti ringrazio. Anche Movie Time, lo sai. Sì, no, ma intanto ti ringrazio tantissimo, Pelle, perché lo dico pubblicamente, i complimenti si accettano volentieri, soprattutto da uno acculturato come Luigi Pellegrini. Tant'è che io succhio il più possibile come una spugna un po' da tutti qua in redazione. Da tutti, quindi quando sono in difficoltà o anche se non sono in difficoltà chiedo ai miei colleghi che hanno più esperienza. E quindi è un lavoro di squadra e quindi i complimenti si dividono tutti insieme. Non a caso poi è stato vinto l'Oscar della radio, come Radio Libertà per la prima volta, ricordiamolo, dal nostro collega Antonino Danna. Voglio rimarcare, calabrese, scusate se è poco, lo dico perché sono anch'io, no? Lo sapete. E quindi grazie Pelle, li condividiamo. No, bisogna sempre aggiornarsi, studiare e documentarsi, questo è poco ma sicuro. Noi purtroppo, o nel bene e nel male, abbiamo una televisione, canale 252, e inevitabilmente ho dovuto anche modificare il mio linguaggio comunicativo affinché insomma si possa trasmettere anche in TV. I 3 o 1 o 3 film preferiti di Spielberg? Insomma, ragazzi, cioè, Spielberg ne ha fatti tantissimi. Dirtene uno non te lo saprei dire. Incontri ravvicinati del terzo tipo, perché comunque ci fa vedere una tipologia di un film diverso sugli alieni, così come E.T. Io E.T. l'ho visto 15 anni fa, ero grande. Non è che mi ha fatto scendere la lacrima, però capisco chi l'ha visto al cinema come piangeva. E poi ti posso dire lo squalo, perché io che vengo e nasco in un paese di mare, di pescatori, ti assicuro che quando metto i piedi dentro l'acqua, io sono nato a Scilla, dove Omero si è fermato per descrivere il passaggio di Ulisse, per intenderci tra Scilla e Caribi, no? Ecco, già ti assicuro che il mio mare fa paura. Rivedendo lo squalo di Spielberg, ti assicuro che mi guardo intorno con la maschera. Che sono più vecchio di te, raccontavo che sono andato a vederlo al cinema come papà. Per un mese a scuola non parlavo d'altro, però devo dire che anche altri ragazzi, nonostante non fossero cinefili come me, parlavano tutti del film che impressiona moltissimo. E poi ricordavo anche che quando si sente parlare per la prima volta di Steven Spielberg viene descritto come quasi un regista off d'avanguardia per Duel, che secondo me è un film pazzesco. Sì, è vero, anche quello lì però aveva le tematiche di paura, diciamo thriller, chiamiamolo così. No, e poi c'è un altro film che è veramente un capolavoro assoluto, che è Schindler's List. Io quando ho visto La bambina colorata, in mezzo al bianco e nero, è stato qualcosa... Quando Liam Neeson fa il conteggio per salvare, no? E dice di più e non riesce, io ero al cinema, no? E per fortuna non mi vedeva nessuno, perché se quando si è giovane si è lì, mi sono messo a piangere. Tu hai parlato di Liam Neeson, ma io ti dico Ralph Fiennes, il cecchino, no? Quello non lo... sì, quello non lo... il
protagonista nel film di Schindler List. Ah no, non è il cecchino, è l'ufficiale nazista. L'ufficiale, ma io dico il cecchino perché si divertiva col fucile a sparare a quei poveri cristi, no? Ti devo Per divertimento. andare a chiudere. Scusami, Buon cinema a tutti e buone feste. Grazie Pelle, un abbraccio. E i social, ricordiamo i social della radio. Grazie Vincent, l'ho portato via ai suoi impegni. Andiamo con Segui la Lega versione Azione Lepre. No, scusa, ho sbagliato e mi sono distratto. Mettiamo tutto, facciamo così, sono le 13:29, c'erano 2 messaggi da leggere, poi Segui la Lega e i sondaggetti, c'è pochissima roba. Allora, qua mi arriva beneficiario Radio Libertà, via Bellerio 41 20 161 Milano, IBAN. Ve lo leggo perché un ascoltatore molto gentile ci segnala i dati: IT 84A 0538 701 609 poi 00000 3345439, causale del versamento contributo volontario presso Biper Milano Agenzia 10. Però nel fare la donazione risulta una banca dell'Emilia, perciò aspetto vostre delucidazioni, magari sono io che non capisco, non sono in grado di darti queste delucidazioni. Ti ringrazio comunque in ogni caso per tutto. Berengario in Subrico saluta e dice: Sesso e Samba l'ho sentita per la prima e ultima volta su Radio Libertà, basta ipocrisia, tornate a trasmettere musica celtica per favore, era meravigliosa. Cercheremo di accontentare tutti. Evaristo Beccalossi, lo ricorda sempre Stefano Del Brembo. 13:31, intervallo, e tra poco andremo a parlare faremo i conti in tasca al conflitto ucraino. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Allora, questo messaggio è ai radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie a tutti voi di averci seguito. L'Avvocato Risponde tornerà nel nuovo anno, sempre pronti dalle 17 alle 18 il giovedì. Nel frattempo, Allora, tanti auguri di buone feste. Avvocato Collovati e l'Avvocato Leonardi. Buon Natale a tutti dall'Avvocato Colombo. Grazie per averci tenuto compagnia per tutto questo 2024. Ci vediamo a gennaio sempre a L'Avvocato Risponde. Grazie per l'anno trascorso insieme. L'Avvocato Risponde vi aspetta nel 2025. Buone feste e tantissimi auguri a tutti dall'Avvocato Russo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci in simultanea. C'è qualche problema perché Silverio Allocca, il nostro primo ospite, non è reperibile al telefono. Ogni tanto ci sono questi problemi, sono gli inconvenienti della diretta, ma noi proseguiamo imperterriti. Allora, non sono rimasto che scriveva Sesso e Samba, ma non me lo ricordo. La musica celtica, per quanto mi riguarda, lo sapete che i genetriaci, il Musica per voi è collegato ai genetriaci. Quando ci sarà il genetriaco di Ennio o di altri compositori di musica celtica, Berengario sarà soddisfatto. Vediamo un po' di notizie. Siria ai negoziati con Zelensky, lo dice Putin, solo se rieletto, pronto a vedere Trump, delitto Kirillov, grave fallimento dell'intelligence. Il caso Pellicot, condannato 20 anni il marito che drogò e fece stuprare la moglie per anni, condannati anche tutti i 50 i violentatori. È una notizia, questa lo sapete, tremenda, da vergognarsi di essere uomini. Femminicidio ad Ascoli, Piceno uccide la moglie all'alba, in casa anche i figli. Meloni, le liti e lo show in aula, gli Musk e le basette di Milei. Allora, vediamo se riusciamo ad avere. Mettimi, per favore, chiedo scusa per questi inconvenienti, cerchiamo di rimediare. Mettimi un jingle, così riesco magari via WhatsApp a vedere se riusciamo a stabilire il contatto. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema.
ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Allora, intanto vediamo se riusciamo a metterci in collegamento. Carlina mi ha mandato un link che ci permette di sentire Vaudetti Annunci Perfetti, di cui ho ricordato poc'anzi il genetriaco. Vediamo se riesco a farvela sentire anche attraverso il telefono. I nostri programmi sono per il momento terminati. Riprenderanno alle ore 17 con la trasmissione per i più piccini. A più tardi. E questo è un'epifania joyciana da Joyce, perché è un tuffo in un passato. Pensate appunto che c'era un'epoca in cui il pomeriggio c'era il monoscopio alle 17 con la TV per i più piccoli. Credo questo annuncio fosse tipo 13:30, 14 l'orario all'incirca. Non so neanche se fosse all'epoca in cui esisteva solo Rai 1, perché Rai 2 è arrivata nel 69, credo. Non vuol dire niente, è solo una constatazione del cambiare delle cose. Allora, sapete cos'è? Io intanto vi leggo la sinossi, perché molti di voi sono sensibili, molti di voi sono anche chiaramente filoputiniani, molti di voi mi rimproverano di non esserlo, alcuni di voi. Io cerco di portare le informazioni più corrette possibili nel modo più corretto possibile, e per quello mi piace farvi sentire l'analisi, ascoltare le analisi di Silverio Allocca, che è uno studioso di geopolitica. Allora io vi leggo la sinossi che avevo preparato. Perché mi sono dimenticato anche nei genetriaci di ricordarvi che potete seguirci ovunque voi siate, grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android, grazie al sito radiolibertà.net, grazie sulla radio DAB, e poi il profilo Facebook, dove appunto sottoscritto mette a disposizione degli uomini e delle donne e degli uomini di buona volontà l'anticipazione delle interviste che adesso purtroppo non succede. E abbiamo anche Twitch, social d'ultima generazione. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Me ne ero scordato. Allora leggiamo: guerra, quanto ci costi? L'articolo lo trovate anche su OCS.report. Il segretario del tesoro statunitense Janet Yellen ha reso noto che gli Stati Uniti hanno stanziato 20 miliardi di dollari per l'Ucraina, un sostegno che rientra nel pacchetto complessivo di 50 miliardi, sempre in USD, sono il dollaro americano praticamente, previsto per i prossimi 30 anni. Intanto World Bank ha quantificato in 410 miliardi, sempre di USD, l'ammontare complessivo dei danni in Ucraina, tanto per fare la differenza. I primi versamenti dovrebbero partire entro la fine dell'anno. Parte di questi finanziamenti, oltre che dall'Unione Europea, 18 miliardi, dovrebbero provenire dai beni russi confiscati. Secondo la Reuters, la White House, la Casa Bianca, auspica che almeno metà di queste risorse vengano impiegate per l'acquisizione di armi, anche se Yellen aveva parlato di ospedali e strutture di emergenza. Un atto di vera e propria arroganza da parte del presidente uscente Joe Biden, visto che l'indirizzo bellico avrebbe dovuto essere sottoposto al voto del Congresso. Se l'avesse fatto quello che arriva il 20 gennaio, fascismo.
Vabbè, va bene, queste sono osservazioni pronostiche, che perdonate la debolezza. Tra l'altro, questo stimolare l'acquisto di armi, l'aspetto bellico, significa anche dare un eccellente input alla propaganda russa. La Ellen ha commesso anche un'altra gaffe parlando di guerra illegale, cioè il conflitto Russia-Ucraina, in memoria di quanto commisero gli Stati Uniti in Iraq. L'annunciata confisca dei beni russi, invece, comporta controindicazioni legali di non poco conto. Chi stabilisce cosa? Chi avrà titolo per distinguere i beni russi di proprietà privata da quelli pubblici? Confidare nella condanna della Russia per crimini di guerra, il che renderebbe confiscabili i beni pubblici, non sembra una scelta molto saggia. Il diritto internazionale non è un passaggio tanto semplice da aggirare. Eventuali errori, anche formali, che mettessero a repentaglio la credibilità dell'Occidente, trasformerebbero in un serio boomerang economico l'iniziativa. Chi avesse depositati asset finanziari in istituzioni occidentali non ci penserebbe due volte a trasferirli in via cautelativa altrove. Già ora la superficialità americana ha esposto a ritorsioni, investimenti e beni di proprietà di cittadini statunitensi in Russia. Questa è un'altra osservazione, appunto, perché comunque in Russia c'erano investimenti e proprietà americane. E questa amministrazione sembra che non se ne sia preoccupata. La propaganda potrebbe far credere legittime certe operazioni, d'accordo, ma fin dove? Il contesto geopolitico globale è profondamente mutato. Stati Uniti e Unione Europea non hanno certo il monopolio della credibilità, come magari avveniva qualche tempo or sono. C'è anche un altro dettaglio rivelatore su cosa intendono gli Stati Uniti quando parlano di alleanza atlantica. Le sanzioni alla Russia comportano il congelamento delle riserve della Banca di Mosca, nonché il divieto d'accesso ai sistemi di scambio SWIFT per gli istituti di credito del Cremlino. Peccato che i frozen assets siano collegati soprattutto all'Europa, con intuibili conseguenze nel caso alcuni passaggi non dovessero funzionare. Gli stessi Stati Uniti, comunque, devono fare attenzione a un processo di de-dollarizzazione già avviato. Se dovesse venir meno la trasparenza della rete globale dei pagamenti, si svilupperebbero piattaforme alternative al sistema basato sull'USD, il dollaro americano. Un rischio pressoché inevitabile se il sistema monetario continuerà a puntare sull'improbabile vittoria dell'Ucraina. Persino il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha voluto dare l'allarme. La militarizzazione di una moneta ne riduce inevitabilmente la sua attrattiva e si incoraggia all'emergere di alternative. Più chiaro di così. Allora, ancora purtroppo non riusciamo ad avere risposte. Peccato, perché è un tema molto molto interessante. Io ho fatto una sintesi. Se avessimo il collegamento con Silverio, col professor Rallocca, riusciremo anche ad andare maggiormente in profondità. Niente da fare. Allora, giusto per vedere se riusciamo a stabilire, ma vedo che niente, deve esserci stato qualche problema. Allora, io intanto vi leggo i prezzi al consumo. È un dato Istat. Nel mese di novembre 2024 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi diminuisce dello 0,1% su base mensile e aumenta dell'1,3% su base annua, da più 0,9% del mese precedente. La stima preliminare era più 1,4%. La risalita del tasso di inflazione risente in primo luogo dell'accelerazione dei prezzi dei beni energetici regolamentati da più 3,9 a più 7,4%,
e dall'attenuarsi della flessione dei beni energetici non regolamentati. Un sostegno all'inflazione deriva inoltre dall'andamento dei prezzi dei beni alimentari, dei servizi più 3,4, dei servizi relativi ai trasporti, da più 3,4 a più 3,8 i beni alimentari, da più 3 a più 3,5 i servizi legati ai trasporti, i beni non durevoli da più 0,9 a più 1,4 e misura minore a quella dei servizi relativi all'abitazione, da più 2,3 a più 2,5 e poi i servizi relativi alla comunicazione da più 1 a più 1,2. Va bene, leviamo questo dato Istat, andiamo ad aggiornare le notizie e poi, ripeto, sempre se qualcuno vuole, abbiamo il telefono libero. Stefano, amo profondamente Edith Piaf, come mio figlio Elvis. E aver chiamato tuo figlio Elvis, Stefano, la disse lunga. E è un nome Elvis, in realtà più diffuso di quanto si creda. Mi ricordo c'era un Elvis anche che conoscevo da ragazzo e chiaramente The King è l'ispiratore. Allora, andiamo a vedere anche un po'. Inchiesta Open, Renzi prosciolto dalle accuse, assolti anche Boschi, Lotti e gli altri imputati. Poi Putin, con Kiev tratterò solo dopo le presidenziali ucraine, vedo Trump e Assad. Fratelli d'Italia spiazza gli alleati, Camera e Ministero in ritardo. C'è, come sempre, l'intervista a Elsa Fornero sulle pensioni, una sconfitta per i leghisti. La flessibilità già esisteva. E poi abbiamo Cronaca Nera, già letto questo tristissimo caso. Uccide la moglie a mani nude con i figli di 5 e 10 anni nella stanza accanto. Il sogno di Simone si avvera, compone in ospedale con che vabbè questo. Questo è un lutto. Morto Brigandi, l'ex avvocato del Carroccio. Aveva appena ottenuto un maxi risarcimento dal partito. Era un po' l'avvocato della Lega ai tempi, se non sbaglio fu anche, no, non so se parlamentare, fu quasi sicuramente, credo di non sbagliare, assessore in Piemonte, assessore regionale in Piemonte. Truffato e ritrovato al Circo Massimo privo di memoria. Non ricordo nulla, ma so che tifo Roma. E poi il figlio bestemmia mentre gioca con la PlayStation, la vicina coltella la madre. Poi andiamo all'ANSA, sempre questo caso orribile di Pellicot, il francese che stordiva, drogava la moglie e poi la faceva stuprare, condannato a 20 anni lui e altri 50 coimputati. E poi andiamo su Dagospia. Angelucci e demoni, ecco cosa succede quando incontri uno più coatto di te. Il deputato leghista Antonio Angelucci coinvolto a Roma in una lite stradale per una precedenza a un incrocio. La gazzarra finisce a sputi e insulti. Il conducente di un SUV sussurra all'editore parole dolci che non leggo perché sono troppo offensive. A evitare il peggio l'intervento della security del deputato. L'episodio diffuso sul canale social Welcome to Favelas, il proprietario della pagina social, se questo me querela me toglie pure le mutande. E quindi un fatto che riguarda appunto un esponente della Lega, nonché editore, lo sapete, proprietario di Libero, il giornale, Il Tempo. Adescava i bambini fingendosi Alessia, Anna e Sara. Un ex conduttore radiofonico, Andrea Piscina, era accusato anche di violenza sessuale ed era stato arrestato.
lo scorso 13 giugno. Lo speaker, fratello del consigliere comunale milanese Samuele Piscina, totalmente estraneo all'inchiesta, conduceva un programma su RTL 102.5. L'emittente, dopo aver preso la notizia, aveva subito deciso di sospenderlo in via cautelare. Povero eroe, povero ero e povero sono. La politica per ora considero chiusa la mia esperienza. Parole e musica di Giovanni Totti, dopo il patteggiamento 2 anni e 3 mesi, convertito in 1620 ore di servizi sociali. Dago Report, Marina e Pier Silvio Berlusconi non hanno fatto i conti con il vuoto di potere in famiglia lasciato dal tramonto di Gianni Letta come ambasciatore per i guai politici e di Gina Nieri, ex moglie di Paolo Del Debbio, che curava i rapporti per Mediaset. Gli staff dei figli di Silvio stanno facendo di tutto per primeggiare e ritagliare il ruolo di intermediari. Tra i più attivi e ambiziosi si segnala il braccio destro di Pier Dudi, Niccolò Querci. Poi ancora, scusate, voglia di lavorare, saltami addosso, lavora tu che io non posso, l'Avola è semideserta, il governo assente, il sinistrato Marco Grimaldi, deputato di AVS, ciancia di sciatteria istituzionale, si lagna per essere stato costretto a venire alle 8 di mattina. Dite al giovane signore che questa è la condizione di qualsiasi lavoratore. Il paradosso è che il vice capogruppo di AVS a Montecitorio aveva denunciato la scomparsa di posti di lavoro ad alta produttività. Se il canone di produttività è quello suo, stiamo freschi. I tedeschi in trincea contro Orcel, a Berlino si ragiona sull'utilizzo di uno strumento simile al Golden Power per fermare l'avanzata di Unicredit, salita al 28% di Commerzbank, e con la scusa di una minaccia alla sicurezza o con la scusa di una minaccia alla sicurezza o con un'analisi dell'azionariato di Unicredit, principalmente statunitense e britannico. Se la politica è contraria all'operazione, Handelsblatt, principale quotidiano economico tedesco, apre alla tattica del salame di Orcel, l'accordo sarebbe positivo per gli azionisti e rappresenterebbe un passo avanti verso un mercato bancario unificato. Sarebbe solo un rischio geopolitico. L'arrivo di Trump manda in tilt i giornalisti liberal. L'editore del Los Angeles Times, il miliardario Patrick Soon-Shiong, chiede al board editoriale del quotidiano di orientamento tradizionalmente democratico di prendersi una pausa dallo scrivere di Trump. Soon-Shiong, come già Jeff Bezos al Washington Post, aveva già chiesto ai giornalisti di non appoggiare ufficialmente Kamala Harris alle elezioni ufficialmente per non alimentare le divisioni, ma la verità è che ha paura della vendetta di Trump. Ecco come si gonfiano gli iscritti Demi. La denuncia della moglie di Giovanni Mista, l'uomo che a San Martino Valle Caudina, vicino a Avellino, è stato iscritto al PD mentre era in coma. Non so chi ha firmato e pagato la quota della tessera, ma qualcuno non sta in saputa per proprio tornaconto politico ha utilizzato i suoi dati. Ci siamo sentiti usati. PD chiarisce: è stato iscritto solo fino al 2022, è stato un refuso, il vero tesserato è un altro. La Valle Caudina, le forche caudine, che ho raccontato. Tu l'hai studiato a scuola, Lorenzo, le forche caudine, quando gli Irpini batterono i Romani e i comandanti vennero esposti sulle forche caudine. In realtà la storia scritta sui libri discorsi, manuali scolastici, diciamo nasconde le cose più, diciamo, un pochino anche volgari. Allora, le forche caudine consistette da parte degli Irpini in operazioni di sodomia nei confronti dei comandanti romani. Cioè presero i comandanti romani e li sodomizzarono. Da lì pare che derivi il termine per definire un omosessuale, il termine gergale, volgare, dialettale, culatone, perché i comandanti romani erano tutti, diciamo, di una certa età e quindi erano piuttosto di misura larga. E questa è una curiosità che volevo condividere. Storia, comunque non è inventato.
Ennesimo flop per Canale 5, Pier Silvio, Bocelli tracolla al 12,4% con 2 milioni di telemorenti. I Fredkin hanno un nuovo giocattolino da sfasciare, quei paracottari dei proprietari della Roma e del Cannes hanno ufficializzato l'acquisto Everton, che se non sbaglio è la seconda squadra di Liverpool. E poi frega cazzi, ostia, che parole, ostia. La norma sarà impugnata e verrà abrogata. Clima incandescente al Senato. Renzi esplode per l'emendamento che limita a 100.000 euro i compensi provenienti da paesi stranieri per gli eletti. Matteo fatti uno champagne, lo sfotte Massimiliano Romeo, neosegretario della Lega Lombarda, presidente dei senatori leghisti e fratello di Filippo Champagne, influencer della Zanzara, arcinoto per le sue scorribande alcoliche. Coloro a questo clero, il 93enne prete cattolico in pensione Lawrence Hacker, molestatore seriale di bambini, è stato condannato all'ergastolo da un giudice del Tribunale Penale di New Orleans. 14. Fermiamoci poi qui Parlamento con Alessandro Gigliovigna. Ciao a tutti radioascoltatori di Giallo Radio Club e di Radio Libertà, sono Laura Marinaro, vi auguro buone feste e soprattutto di passare serenamente in famiglia questo Natale e il Capodanno. Ci rivediamo il prossimo anno per parlare dei casi di cronaca nera, dei gialli del passato, dei cold case e soprattutto continuate a pensare in giallo, magari leggete gialli durante queste vacanze. Eccoci, sempre in diretta, tra poco scatta qui il Parlamento con Alessandro Giglio Vigna, con lui parleremo delle comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera e anche al Senato poi, anche se l'intervento era lo stesso, per quanto riguarda il Consiglio della Commissione Europea in programma per oggi, il primo con la nuova Commissione, il 50° della storia del Consiglio Europeo, della Commissione Europea, chiedo scusa. E vi ho detto, Giorgia Meloni
ha fatto un elenco, una sorta di elenco della vittoria, no, perché, porta, a casa, cioè scusate, fa l'elenco appunto di quelli che sono stati i punti apicali di questi 2 anni e più 24 mesi di amministrazione, di governo dello Stato. E quindi la stabilità e la, rivendicazione più, diciamo, sostenuta, perché grazie alla, stabilità l'Italia, spiega Giorgia Meloni, ha portato a casa, parecchio, vantaggi, no, perché questo vuol dire avere la fiducia dei mercati e tutto quel che ne consegue. Insomma, è un elenco, molto chiaramente, positivo. E allora benissimo, allora abbiamo il nostro prossimo ospite e andiamo con la sigla di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, abbiamo in collegamento Alessandro Giglio Vigna, che rappresenta la Lega anche in Commissione Difesa Montecitorio. Benvenuto Giglio Vigna, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti e buonasera ai radioascoltatori di Radio Libertà. Sempre un piacere essere con voi. Grazie. Allora, un commento sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio di oggi, il primo della nuova Commissione Europea, 50° della storia della Commissione Europea, un elenco chiaramente dei successi del governo. Credo che un Presidente del Consiglio non potesse fare altrimenti. Poi c'è anche l'augurio a Matteo Salvini per quello che tutti sappiamo domani, che noi seguiremo in diretta. Allora la parola a Alessandro Giglio Vigna, sia per commentare quello che è stato detto da Giorgia Meloni, poi naturalmente qual è lo spirito, anzi la prima domanda è inutile nasconderselo, cosa possiamo aspettarci da domani alle 9 inizia i lavori in tribunale, appunto, che riguardano la sentenza di primo grado. Il tema è quello delle comunicazioni, Alessandro, però insomma siamo in casa e questo ci preme moltissimo e noi domani daremo conto tutto il giorno di ciò. Certo, dobbiamo assolutamente sincronizzare le antenne su Palermo, perché domani ci sarà la sentenza e vedremo quale sarà la decisione del Tribunale di Palermo. Vedremo se i giudici decideranno se Matteo Salvini è innocente, come tutti noi pensiamo e come gran parte del paese pensa, o se decideranno di stabilire che Matteo Salvini è colpevole. Ricordiamo che fra i presunti reati c'è sequestro di persona, quindi stiamo parlando veramente di assurdità dal punto di vista giuridico. Io ero parlamentare anche in quegli anni, che poi era insomma la passata legislatura, sono passati 4-5 anni e mi ricordo bene i fatti di quei giorni. Una nave è stata bloccata, è vero, persone malate, donne, minori, insomma chiunque fosse un minimo destabilizzato dal fatto di rimanere in mare, è stato fatto assolutamente sbarcare. Sono stati rispettati tutti i codici, tutti i diritti umani, il personale sanitario è salito sulla nave, approvvigionamenti, insomma è stato fatto tutto a regola d'arte, rispettando ogni norma di sicurezza, ogni norma sanitaria,
eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che domani tutti con le orecchie e le antenne puntate su Palermo, sul Tribunale di Palermo, per vedere quale sarà la sentenza. Ovviamente se la sentenza dovesse essere contro Matteo Salvini, è chiaro che si continua, nel senso che poi ci sono gli altri gradi di giudizio e la battaglia continua, la battaglia sia in tribunale sia la battaglia politica, e la battaglia politica è quella per rivendicare che non si può entrare in un paese da clandestini, che bloccare una nave, far rispettare le leggi non può essere considerato un reato. D'altra parte quello di cui l'azione che stava compiendo Salvini da ministro dell'Interno all'epoca dei fatti e poi parte del grande tema, di uno dei grandi temi dell'Unione Europea di questi anni, ovvero bloccare i flussi che arrivano dal Nord Africa, bloccare le morti nel Mediterraneo, bloccare gli affari delle mafie nordafricane, bloccare gli affari degli scafisti, gli affari dei trafficanti di esseri umani, che sono a loro volta in combutta con le organizzazioni terroristiche, l'estremismo islamico e tutto quello che sappiamo. Contestualmente ovviamente a Bruxelles c'è il primo Consiglio europeo di questa Commissione. Noi come Parlamento abbiamo sottolineato, noi come Lega principalmente, ma come maggioranza abbiamo sottolineato al governo la necessità di mai più avere da parte della Commissione europea delle politiche di tipo turboambientaliste, ultra green, delle politiche alla Greta Thunberg, delle politiche, dei regolamenti che schiacciano quelli che sono i diritti dei lavoratori e delle imprese d'Europa. La transizione verde non si fa solo con l'elettrico, l'endotermico diesel di ultima generazione inquina meno dell'elettrico, quindi chi dice che noi non siamo per l'ambiente sbaglia, chi dice che solo l'elettrico è per l'ambiente sbaglia. L'elettrico distrugge la nostra catena produttiva, le nostre fabbriche di automobili, quelle che oggi viene chiamato il settore dell'automotive, quindi distrugge la nostra filiera produttiva e ci manda nelle mani della Repubblica Popolare Cinese, ovvero nelle mani della catena del litio. Ecco, la interrompo perché credo non sia casuale, perché io l'ho letta la relazione di Giorgia Meloni, si trova online, e non ha, come dire, ha trascurato un po' il problema green che lei stava esponendo e che purtroppo tutti conosciamo. Bisogna forse rinfrescare la memoria. Noi come Lega ovviamente insomma siamo qua per questo, per continuare a rinfrescare la memoria sia al governo sia alle altre forze di maggioranza sul tema dei diritti dei lavoratori e delle imprese d'Europa. Non possiamo più permettere che la Commissione europea vari dei regolamenti ultra ambientalisti che non tengano conto dell'aspetto sociale. Non possiamo, nel nome della filosofia, come dicevo prima, dell'ideologia Greta Thunberg, distruggere
migliaia di posti di lavoro in Europa e in Italia. È chiaro che la Lega è al governo anche per ricordare che prima di tutto ci sono i diritti dei lavoratori ad avere un posto di lavoro, prima di tutto ci sono i diritti delle nostre imprese a continuare ad esistere, a continuare a produrre, che l'Italia e l'Europa non possono dipendere da Oriente, non possono dipendere dalla Cina per quel che riguarda insomma la filiera dell'elettrico, e quindi buttarsi solo su quella tecnologia sarebbe per noi totalmente sbagliato, sarebbe per noi totalmente irrealizzabile come progetto, sarebbe negativo per il paese da moltissimi punti di vista. No, anche perché credo che anche la Lega, no, convenga che sicuramente quello che dice Meloni è giusto, cioè l'Italia ha un ruolo diverso, ha più credibilità, ha più, diciamo, chiamiamolo potere d'acquisto, però se ce l'hai e non lo usi dove serve è come non averlo, e qui lo sappiamo tutti, sul fronte green è un problema. Ma sta cambiando qualcosa a livello anche di percezione? Perché ho letto, per esempio, i paesi del nord non sono più così fanatici della politica green, cioè ci sono, al di là della contrapposizione necessaria per evitare il peggio, ci sono degli aspetti che fanno, tutto sommato anche Ursula von der Leyen, mi sembra di poter dire, da quello che ho letto, si sta spostando un pochino. Non possiamo essere ottimisti. Io vi dico la verità, io che seguo il dibattito giorno dopo giorno, che parlo giorno dopo giorno con il nostro sistema paese, rappresentanti di paesi stranieri, che siano parlamentari, che siano diplomatici, vedo che giorno dopo giorno le posizioni stanno cambiando, e anche quei paesi intransigenti e radicali piano piano si stanno spostando verso le nostre posizioni. Probabilmente ci vorrà ancora tempo, ma alla fine tutti capiranno che non ci si può buttare solo su una tecnologia. È una roba da regime, è una roba da Unione Sovietica, una roba da piani quinquennali, non ci si può buttare solo su una tecnologia, bisogna lasciare alla scienza, alla tecnica, la libertà e la possibilità di esplorare nuove tecnologie. Allora, se oggi il diesel di ultima generazione o il biogas o i biocarburanti inquinano meno dell'elettrico, è stupido, è ideologico buttarsi solo sul campo dell'elettrico. Piano piano, e questo è l'esempio sull'automotive, possiamo parlare del regolamento imballaggi, del grande tema riciclaggio, riutilizzo, potremmo parlare delle case green, un'altra ecofollia stoppata dalla Lega in Europarlamento, anche grazie al lavoro fatto qua a Montecitorio nella commissione di cui io sono presidente, e non solo ovviamente nella commissione di cui io sono presidente. C'è sempre più consapevolezza, e l'Europa che rifiuta dell'estremismo ambientalista è sempre più grande, c'è sempre più gente, sempre più rappresentanti istituzionali, sempre più persone, sempre più associazioni, sempre più cittadini che stanno capendo che non si può andare a occhi chiusi solo in una direzione, solo in un verso. Molti oggi stanno capendo, anche in Nord Europa, che tenersi aperte più strade dà più possibilità, è più vantaggioso. No, non potevo starnutire in diretta. Sì, pronto. Sì, non potevo starnutire in diretta. Ho risparmiato. Giustamente prima ho certo qui, per qua mi sono dimenticato anche il ruolo molto importante di Alessandro Gigliovigna, che è appunto presidente delle politiche europee, quindi è la persona più adatta. E allora
volevo capire anche la dimensione politica del discorso di Giorgia Meloni. Rivendica il piano Mattei, credo, non so, mi sembra che la Lega vada anche la Lega in quella direzione. Mi sembra che alla fine quello che si teme un po' che Giorgia Meloni abbia portato a casa Raffaele Fitto per Fratelli d'Italia e non per il governo, perché ha rivendicato molto, no, il fatto che abbia il portafoglio, la vicepresidenza di Fitto, quindi potenzialmente gestione su interventi su 1.000 miliardi, non che ne possa disporre, ma di ciò di cui lui comunque può aver conto. E forse, se ho capito, bisognerebbe fare più attenzione anche sul problema che in questo momento è la madre di tutti i problemi, perché lo dicono, tra l'altro, Alessandro Gigliovigna vive il territorio e lo sa anche meglio di me. Cioè, ci sono anche persone che non hanno, ci sono tanti che non hanno a che vedere con la politica, che sono terrorizzati. Io ho intervistato più volte anche responsabile tra l'altro proprio di trasporti, eccetera, e diciamo politicamente laico, e lo ha detto esplicitamente. Se si va avanti su questa linea, il ceto medio e il ceto medio ambiente sarà escluso dalla mobilità, dalla capacità di spostamento. Quindi voglio dire, non un politico che magari può avere anche interesse ad accentuare i toni, eccetera. L'ho detto un laico, se mi permette, quindi quella lì mi sembra sia la madre di tutti i problemi per la Lega, ma per noi cittadini. Certo, no, certo, infatti sono battaglie, quelle per un pragmatismo in tutti questi regolamenti. Noi stiamo facendo delle battaglie per portare un po' di pragmatismo in un'organizzazione, l'Unione Europea, che nel tempo si è troppo appiattita su posizioni ideologiche e ha smesso di parlare con gli stati membri, con le regioni che compongono gli stati membri, con i territori, con i corpi intermedi, con i singoli cittadini. Ha fatto dei tentativi, ma sincopatici, molto flebili, molto sottili, e la Lega, insieme ovviamente agli alleati della Lega in Europa, cerca di portare un po' di realismo, un po' di realtà, e cerca di portare la posizione del nostro paese. Guardate, io quello che vedo è che tutti i vari settori produttivi del nostro paese, tutte le varie associazioni che rappresentano chi produce, chi fa, quindi il tessuto del paese reale, sono d'accordo con noi su contrastare quelle politiche e su abbandonare e sul fatto che l'Europa, che Bruxelles abbandoni quelle politiche estremiste e ideologiche, ma che riprenda una via di normalità, una via di pragmatismo, e noi e gli altri del gruppo dei Patriot for Europe siamo proprio lì a Bruxelles, o siamo qui nei parlamenti nazionali, come sottoscritto a Roma, proprio per portare quel pragmatismo e cercare di far naufragare le politiche più estreme, come abbiamo fatto con il regolamento Casegrini. Quella è stata una vittoria della Lega, il fatto che il regolamento Casegrini sia naufragato nella sua versione più estrema, o cercare di modificare, cercare di portare un po' di realismo. Ma quello che io vedo è che noi siamo in sincronia perfetta con il paese da questo punto di vista.
Certamente. Allora, siamo in chiusura, liberiamo Alessandro Gigliovigna e i suoi impegni, lo ringraziamo davvero e a risentirci a presto. Grazie a voi e un abbraccio ai vostri radioascoltatori. Ancora un abbraccio. Grazie. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Eccoci sempre in diretta su Radio Libertà. Allora c'è l'Instant Book. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, i 6 anni di carcere richiesti per Matteo Salvini nel processo Open Arms. Lo trovate sul sito legaonline.it o legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Hashtag io sto con Salvini perché rischia 6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi. Firma anche online, anche appunto da questo sito. Condannato assolto per aver difeso i confini italiani. E poi la possibilità, c'è il calendario delle feste,
e poi la possibilità di iscriversi è molto semplice, molto facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà recapitata la magione. Se di mezzo ci sono posti italiani, io personalmente raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale al 2 per 1000, scelta libera, difesa dell'Italia in Europa. Questo è un redazionale della Lega, quindi noi con cuor contento vi indichiamo il D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43, non ti costa nulla, D di Domodossola, 4 come i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 numero perfetto, le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici, Laura Ravetto, domani sera alle 20:30, venerdì 20 dicembre, a 4 di sera, rete 4 ovviamente. Sabato, a ora presta, quasi antelucana, 10:15, Super Partes, canale 5, Vanessa Cattoi. E sempre sabato, 3/4 d'ora dopo, cioè alle 11, agenda Sky TG24 con Stefania Pucciarelli. Sono le 14:30 spaccate e noi andiamo in pausa. Attenzione che parleremo della nevicata del secolo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi il Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Va ora in onda, terza pagina. La nevicata del secolo, l'Italia del 1985, ve lo segnalo subito, è un libro, Mulino Editore, 16 euro, 248 pagine, lo trovate naturalmente nelle librerie online. È un libro che sta facendo parlare molto di sé, perché per noi boomers è stato un evento davvero unico, ma non solo per noi, poi anche nella storia è stato un evento con una sua unicità. Hanno raccolto documenti, testimonianze, hanno scritto proprio questo libro Pasquale Palmieri e Arnaldo Greco, gli autori che abbiamo in collegamento. Che allora do loro il benvenuto, li ringrazio per aver accettato l'invito e li ringrazio anche per aver scritto di un evento che personalmente, per quanto mi riguarda, e non sono il solo perché loro poi hanno raccolto tante testimonianze, è un evento che ti ricordi per tutta l'esistenza. Benvenuti. Allora cominciamo da Arnaldo Greco, che poi dovrà lasciarci qualche minuto prima, e poi la parola a Pasquale Palmieri. Benvenuto Arnaldo. Grazie mille. Allora, e benvenuto, salutiamo anche naturalmente Pasquale. Buonasera, grazie mille dell'invito. Allora, da dove partiamo? Come è nata l'idea di raccogliere in un libro il gennaio del 1985, la nevicata del secolo? Perché io mi stupivo che nessuno non ne avesse mai parlato, che non emergesse, perché appartiene alla memoria collettiva, credo anche di chi era nato, magari di chi era bambino, ma anche chi è venuto dopo ne avrà sentito parlare. Come nasce questo lavoro? Partiamo da Arnaldo. Sì, diciamo l'occasione più semplice era quella offerta dagli anniversari, nel senso che adesso ci troviamo a una cifra tonda e, come diciamo tutti poi ormai si sono accorti, gli anniversari stanno diventando un'occasione particolare per ricordare tanti episodi, e quindi anche questo ci sembrava degno di nota ed è stata un po' la prima ragione. In realtà poi man mano che abbiamo affrontato l'argomento ci siamo accorti che un po' la ragione di questa passione per gli anniversari è nella nostalgia, e quindi mi pare che il racconto della nostalgia sia diventato importante, capire perché era così importante, e soprattutto ci siamo accorti che la nevicata nella memoria aveva un valore particolare, nel senso che molto spesso affrontiamo anniversari che sono caratterizzati da un ricordo di qualcosa di spiacevole, cioè sono le cose che poi nella memoria comune diventano più ricordate, sono spesso avvenimenti spiacevoli, tranne poche cose legate soprattutto allo sport e pochissime legate allo spettacolo. Da questo punto di vista ci sembrava che la nevicata fosse un ricordo davvero unico, nel senso che non ci è venuto poi più in mente nessuna memoria di questo tipo che fosse appunto memorabile e che arrivasse da un ambito così diverso dagli altri. Ecco, allora chiedo a Pasquale, può essere, parlo come un testimone, no? Ero militare, me lo sono preso tutto quel freddo. Può essere, ne parlavamo anche quando ci siamo sentiti nei giorni scorsi, Pasquale, può essere che è rimasto nella memoria collettiva perché è stato al tempo stesso un evento sì apocalittico, unico, anche per certi aspetti drammatico, ma per fortuna, io vengo dal Friuli, non è stato un evento apocalittico tragico,
il Friuli, terremoto del 76, prima ancora la guerra. Cioè è stato un evento che tutti si ricordano, ma che per fortuna, tra difficoltà, freddo, io c'ero e so che sembrava di essere in un film, sinceramente, ma era tutto vero. Però alla fine di tragico non rimase nulla, qualche danno, forse ci fu qualche, non so, qualche vittima per il freddo, però francamente non mi sento di dire l'economia poi ripartì in quegli anni e andammo incontro agli anni 80, alla Milano da bere, al meglio degli anni 80. E anche per questo lei, Pasquale, che voi che avete insomma ascoltato anche tante testimonianze, quello che vi sto dicendo può essere plausibile? Credo che possa essere più che plausibile. Tra l'altro ci siamo interrogati, no, sul perché questa memoria abbia un segno positivo. Effettivamente ci furono dei traumi, ci furono dei blocchi, ci sono notizie molteplici di verdura venduta al mercato a peso d'oro nelle settimane della grande nevicata, però ecco, effettivamente capitò qualcosa nelle vite delle persone e le memorie che ci sono state consegnate per certi versi che abbiamo ascoltato hanno tutte quante un punto in comune, ovvero tutte queste persone ritengono che la grande nevicata abbia offerto loro l'opportunità di fermarsi, di riflettere e di interrompere anche quella corsa enorme che negli anni '80 conduceva verso la modernità, verso il progresso, ma anche verso la frenesia del lavoro a tutti i costi, del guadagno a tutti i costi. Ecco, la nevicata è stato un momento di pausa, un momento anche per riprendere i piccoli sentimenti di amicizia, di familiarità, la possibilità di stare in casa, di invitare gli amici per giocare e di guardare soltanto fuori dalla finestra questo paesaggio innevato che lasciava per certi versi incantati. Quindi questa forse è una delle ragioni più forti del segno positivo che ha la memoria della nevicata del secolo. In effetti stavo pensando che c'è anche un altro fatto, no? Perché la neve io l'associo al verso di una canzone di Paolo Conte, quando in strada gli autocarri non hanno più un motore. Quando in strada gli autocarri non hanno più motore. Il silenzio è quello che diceva Pasquale, forse è stato l'ultimo momento, anche il primo per certi aspetti, sicuramente l'ultimo, in cui noi, perlomeno qui in Italia, abbiamo avuto quello che stava spiegando Pasquale, cioè l'opportunità di non essere al servizio delle macchine. Perché io mi ricordo, c'è un altro aspetto, i rumori. Cioè, in quelle settimane, non in quei giorni, l'unico rumore che sentivi era quello delle pale che spalavano neve, non si sentiva altro. Ma andiamo avanti allora, perché non si ferma ovviamente al fatto meteorologico, ma anche lo stava già spiegando, era già entrato nel merito, mi sembra Pasquale. Chiedo allora a Arnaldo, da quel momento l'Italia non fu più la stessa, si può dire, però per certi aspetti, perché poi arrivarono quello che dicevo prima, cambiò tantissimo. È come se fosse stato, come dire, l'ultima sosta prima di entrare nel deserto. Guarda, noi nel libro citiamo diverse canzoni, adesso legandomi a quella che hai citato tu di Paolo Conte, penso a Guccini che in qualche modo nel Vecchio e Bambino ricorda com'era la ciclicità del tempo una volta, nel senso le stagioni che si ripetono in qualche modo identiche. E c'era questo tipo di stagionalità che negli anni '80 in qualche modo la società stava perdendo, nel senso che ci abituavamo a dei prodotti che non seguivano più la stagionalità che avevamo sempre visto, ma che erano identici al supermercato per tutto l'anno, per esempio. Ci si abituava al nuovo tipo di consumismo, al fatto che quelle merci fossero disponibili sempre ovunque. Ed questa è stata, secondo me, ma in effetti secondo noi, quello che ha reso la nevicata memorabile, il fatto che in questa accelerazione ci fosse stato un improvviso stop e tutti la ricordano come se fosse tornati al tempo di prima.
Questo lo dico anche perché rileggendo poi tutti i quotidiani dell'epoca ci siamo accorti che la narrazione era completamente diversa, nel senso prevaleva l'ansia, l'agitazione, c'è il pericolo che appunto non si riesca più a riaprire le autostrade, i treni fermi, stato di calamità, e tutta questa ansia, tutta questa agitazione poi nel ricordo sono completamente scomparse. E nel ricordo ha prevalso un tutt'altro tipo di racconto, come se i quotidiani o la stampa o la televisione ci spingessero in una direzione e in realtà poi la memoria comune fosse di tutt'altro tipo. Se posso aggiungere ancora una cosa, secondo me c'è un'altra caratteristica che abbiamo notato, che mentre i quotidiani nazionali o comunque i media nazionali non avvertivano questo passaggio, abbiamo trovato che invece nei quotidiani locali o nelle TV locali già stesso durante la nevicata si avvertiva invece la differenza e già il gusto e il piacere. Ma io posso dire, perdonatemi, no, se mi faccio, perché è un evento che io ricorderò per sempre, che non c'era quello che è vero, è verissimo, proprio avete fatto 100 in pieno, i media, i telegiornali, ma noi che eravamo lì in mezzo, intanto c'era anche qualcosa di incanto, no? Perché era uno spettacolo, non finiva mai di nevicare, era incredibile, no? Quindi eravamo anche increduli, ma eravamo impegnati o a proteggerci dal freddo o a spalare la neve, quindi avevamo un impegno fisico, materiale continuo, con l'intento di diciamo parare i danni, no? Di non avere conseguenze, di non avere le peggiori conseguenze, e poi di mettersi lì ad aspettare anche cosa sarebbe successo il giorno dopo. Quindi esattamente, proprio avete fatto centro, era quello. Io uno vale uno, dicevano quelli, ma io posso parlare solo per me stesso, ma ho vissuto proprio in mezzo, essendo in caserma, ho vissuto in mezzo ad altri ragazzi, quindi non ho avuto, mi sembra che è piaciuto, starmene a casa a guardare la televisione con il riscaldamento. No, ho condiviso con i miei coetanei, con tanti miei coetanei che venivano da tutte le parti d'Italia, prevalentemente dal nord. Certo, c'erano quelli che erano imbufaliti perché il treno, non partivano i treni, quindi non potevano andare a casa in licenza e cose di questo genere, ma anche quello poi veniva attutito da questo insieme. E poi però parte un'Italia, lo chiedo, so che Arnaldo deve andare via, allora l'ultima domanda: c'è un'Italia che riparte, anche un mondo che riparte, c'era l'incombenza della guerra nucleare, invece pian piano si cominciò, arrivò la perestroica, eccetera. In Italia c'era Craxi il governo e comunque c'era la disoccupazione, ma poi si andò incontro a danni prosperi. Alla Rai a maggio arrivò Quelli della notte, per chi ha la mia età se lo ricorda come uno dei programmi più belli della storia della televisione italiana. Cioè, fu come se da quel momento si sprigionassero poi le energie migliori. Poi dopo chiaramente tutto fa in tempo a peggiorare, ma per alcuni anni mi sembra che si sia andati verso il meglio, e mi sembra che si colga anche quello che avete raccolto voi come materiale, testimonianze che avete riportato nel vostro libro. Sì, sicuramente noi adesso viviamo in una società talmente pervasa di nostalgia che ci sembra che la nostalgia sia un sentimento che esiste da sempre. In realtà la nostalgia è relativamente moderna, cioè è proprio negli anni '80 che nasce in qualche modo il sentimento che si diffonde realmente il sentimento nostalgico attraverso i primi prodotti televisivi. Altrimenti la fiducia che si aveva nel futuro, ancora negli anni '80, era tale che capitava molto raramente che ci si abbandonasse alla nostalgia. Per questo il nostro libro è diventato è in qualche modo un libro nostalgico, nel senso che riporta alla mente un episodio di 40 anni fa, ma è allo stesso tempo anche una riflessione sul perché la nostalgia è così presente nelle nostre vite, sul fatto che sia nata proprio negli anni '80
e che adesso proprio pervade completamente le nostre vite, perché come dicevamo, cioè come se la fiducia nel futuro fosse talmente in diminuzione che poi fosse più comodo rifugiarsi nel passato. Cioè, adesso ci sono sempre più passati, magari negli anni '80 il passato era quello di Happy Days, era unico, il passato da rimpiangere, adesso ce ne sono decine, quindi ognuno si trova il suo spicchio di nostalgia. Molto interessante. Allora, abbiamo ancora una manciata di minuti. Non so se Arnaldo Greco deve altri impegni, casomai lo Mi devo saluto. salutare io, però vi lascio in buone mani. Assolutamente. Grazie Arnaldo Greco. Grazie a voi. Ecco, le buone mani sono anche quelle di Pasquale Palmieri, che è anche docente di storia moderna, se non sbaglio, quindi può dare anche un connotato, una collocazione storica a quel gennaio 1985. Sì, in effetti quello che l'Italia travolta dalla nevicata è un paese che sta affrontando dei cambiamenti radicali da tutti i punti di vista, dal punto di vista della produzione industriale, dal punto di vista del commercio, dal punto di vista dell'esplosione di un mercato pubblicitario senza precedenti, ma è anche un paese, attenzione, che non ha molto spesso gli strumenti emotivi per affrontare la velocità di quel cambiamento. È un paese che per certi versi, anche se in maniera più velata rispetto all'immediato, al decennio immediatamente precedente, ha ancora in sé un'anima rurale molto molto forte e per certi versi è legato a quel mondo contadino, perché quel mondo contadino è il mondo dei papà, il mondo delle mamme, il mondo delle nonne e dei nonni. Quindi questo cambiamento traumatico non viene vissuto sempre senza conflitti, non viene vissuto sempre senza traumi, o comunque senza diciamo appunto delle lacerazioni che attraversano la società. Da questo punto di vista, cioè, è importante capire i diversi punti del cambiamento della metà degli anni '80 e per certi versi la nevicata rappresenta uno spartiacque perché spacca esattamente in due il decennio, arriva a gennaio del 1985 e per certi versi ferma una fase che fino a quel momento era stata indiscutibilmente espansiva e da quel momento in poi è come se il paese cominciasse, pur vivendo quell'espansione così forte, a colorarsi anche un po' di grigio, no? di tristezza, di malinconia rispetto a quello che si stava perdendo e non soltanto a quello che si stava conquistando. Pasquale, questo è particolarmente azzeccato perché mentre ti stavo ascoltando, la stavo ascoltando, insomma, diamoci del tu, del lei, non ha importanza. Avrete capito che l'ho vissuto molto intensamente quel periodo e lo vivo come ricordo comunque bellissimo, nonostante lì ho preso il vaccino contro il freddo praticamente, perché da quella volta non ho più avuto freddo in vita mia. È stato come se fossimo piombati in un'era mitologica di cui sentivamo parlare dei nostri genitori, per quelli come me nati negli anni 60. Eravamo tornati nel pieno degli anni 50. Abbiamo vissuto per un mese negli anni 50 e dopo ne siamo usciti. E abbiamo vissuto proprio probabilmente quella nostalgia di cui tu stavi di cui voi parlate anche nel libro. Sì, è assolutamente vero, sono d'accordissimo con questa questione perché effettivamente ritrovo il senso di tante testimonianze che ci sono state lasciate. Faccio un esempio concreto proprio, no? Molto spesso quando ci si rivolge ad altre memorie di quegli anni, degli stessi anni, quindi diciamo degli anni compresi tra l'80 e l'85, le risposte che si ricevono dalle persone riguardano delle memorie che tecnicamente si definiscono mediali. Che cosa significa? Significa che sono cose che noi abbiamo vissuto, ma le abbiamo vissute guardandole in televisione. Faccio due esempi su tutti. Una memoria bella, la vittoria dei mondiali di calcio del 1982. Una memoria brutta invece, qual è? Ed è ricorrentissima, insomma, soprattutto quando si intervistano delle persone su quel periodo, è Alfredino Rampi nel pozzo di Vermicino. L'Italia intera bloccata
per ore e ore davanti alla TV a vedere insomma questi maldestri tentativi di salvataggio di un bambino che era caduto mentre giocava in un pozzo artesiano, che purtroppo sarebbe morto all'interno di quel pozzo. Ecco, però il nodo qual è? Che tutte queste memorie sono memorie che noi abbiamo e possediamo tutti quanti, ma che abbiamo ricevuto dalla televisione. Per la nevicata non possiamo fare lo stesso tipo di discorso. Noi la nevicata l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, sulla nostra faccia, abbiamo sentito il vento freddo che ci tagliava in due il tutto, abbiamo dovuto mettere il cappuccio, indossare il nostro cappotto, indossare i nostri non boot, spalare la neve, cercare di liberare la macchina dal garage, cercare di fare i conti con i tubi che non davano più l'acqua perché si gelavano, insomma. È una memoria di segno completamente diverso, perché non è una memoria che noi abbiamo ricevuto dai media. È una memoria che noi abbiamo toccato con mano, abbiamo visto, abbiamo sentito, ne abbiamo sentito persino l'odore di quella neve. E questa cosa qui rende la nevicata del tutto unica nel panorama delle nostre memorie. Assolutamente, probabilmente è stata anche l'ultima occasione. Infatti, credo che se oggi, gennaio 2025, 40 anni dopo, si replicasse, la si vivrebbe in modo molto, molto diverso. Purtroppo siamo al termine. Allora, abbiamo salutato Arnaldo Greco, saluto e ringrazio Pasquale Palmieri, autori dei La nevicata del secolo, l'Italia del 1985, Mulino Editore, 16 euro, 248 le pagine, lo trovate in tutte le librerie e anche online. Grazie, e comunque adesso che ho catturato professore di storia moderna, naturalmente Pasquale puoi ritenerti invitato ogni volta che ci sia qualche situazione da analizzare dal punto di vista dalla prospettiva dello storico. Intanto ti ringrazio moltissimo. Grazie mille, con immenso piacere, grazie mille. E grazie anche per questo libro, perché ne avevo bisogno e sentivo la mancanza. Grazie. Grazie, buonasera. E andiamo rapidamente alle conclusioni. Allora, viva i gatti, questa è la mia colonia, Walter. Bellissime, bellissime. E poi Ombretta che ci fa gli auguri, davvero grazie. Lega sempre. E poi Edith Piaf, che bello, ma i Cure li avete programmati poi? E i Fontaine DC, i Cure, gli ultimi Cure me li tengo, intanto fammeli gustare. Grazie comunque. E poi perfetto, questo era l'ultimo messaggio. Ricordo anche questo: notte tra il 4 e il 5, il 5 ero in licenza, ero in permesso, quindi vado a casa. Ho fatto 1 chilometro in mezzo alla neve perché ero rientrato in ritardo perché non era arrivata la Jeep a portarci logistica, quindi per andare a prendere il treno, per andare a portare quei chilometri in mezzo alla campagna coperta di neve. Freddo ma meraviglioso. Poi chilometri a piedi sforzato. Mi ricordo questo, Lorenzo, pensa i vecchi che i conta. Dopo chilometri a piedi era sabato, giorno di mercato. Avevo 25.000 lire e qualche spiccio. Sono andato al mercato e ho individuato proprio quelli che costassero 25.000 lire esatti, guanti, un paio di guanti, perché avevo le mani che non le sentivo più. Allora, grazie anche a Lorenzo il Magnifico magnificamente sotto di comando della regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.